andrete a vedere, ecco, la qualità, la finezza del disegno e del lavoro, ma anche al gruppo Pionieri con il dottor Moressa e Carlo Canale in testa per l'impulso dato all'iniziativa e per essere partiti subito con convinzione e entusiasmo. A Don Floriano e il personale, diciamo così, non docente del Barbarigo, che in questi anni ha raccolto tessere e messe via, sicuro tessere, il mosaico mondiale. Con animo devoto e filiale partecipiamo insieme a questo sacro rito. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Rendiamo grazie a Dio. Salve Regina dulcedo, espes nostra salve, eia ergo advocata nostra. Lei c'era quando è stata messa questa Madonnina qua? Sì, ricordo, i soldini li ho raccolti io dai 500 ragazzi che c'erano nella scuola media e ho dato 3.000 lire solo. Cosa ha rappresentato per il Barbarigo questa Madonnina in questi anni? Il primo incontro che ha il ragazzo che entra nel cortile, nel giardino e vede la Madonna che la benedice. È contento di questo restauro? Sono entusiasta. Per noi il Barbarigo, come ho detto altre volte, è stato un punto di partenza per la nostra vita, per i valori che ci ha trasmesso e di conseguenza grati di quello che della formazione che ci ha dato, anche in termini lavorativi, di quello che poi ci ha formato per il futuro, il restauro e tutti i progetti relativi agli spazi del Barbarigo per noi ex allievi sono importanti. Noi vogliamo essere un volano che trasmette questi principi che abbiamo acquisito e poi che aiuta a rendere fruibili gli spazi del Barbarigo per la cultura. Il restauro è stato un progetto importante. Ora abbiamo quest'altro obiettivo che è rendere fruibile la biblioteca, che è un luogo molto bello per ospitare concerti, convegni, può tenere fino a 200 persone, quindi lanciamo questo appello. Raccoglieremo i fondi, c'è un conto corrente sul sito del Barbarigo, nella pagina ex allievi, dateci una mano per quest'altro importante progetto. Gabriele Moressa dei Pionieri, primo anno del liceo scientifico al Barbarigo. Perché vi siete spesi così tanto per aiutare questo restauro? Per noi questa Madonna ha un significato particolare, in quanto che l'abbiamo sempre vista lì, per noi è sempre stato un riferimento e ci ha accompagnato nella nostra crescita fisica, psicologica e spirituale, e quindi quando abbiamo sentito che era in fase di disgregazione e di abbandono ci siamo prestati per ridarle il suo ruolo, la giusta dignità, la giusta luce che ha sempre avuto per noi. Allora, la prima cosa, quando uno è stato al Barbarigo non lo dimentica mai, e quindi gli ex allievi, soprattutto i pionieri ci siamo incontrati e abbiamo deciso di dare una mano a Don Cesare. Il mio obiettivo era quello di arrivare a raggiungere una cifra adeguata, ma dopo abbiamo chiesto l'aiuto a tutti gli altri. Ecco. L'importante è che il fine sia quello di ricordare ancora una volta chi è stato il Barbarigo e quali sono i principi che il Barbarigo ha creato in noi.